la struttura che vorrei dare, e che naturalmente anche su questo ne parleremo in Consiglio regionale non appena passeranno queste emergenze che oggi sono legate all'assalto eolico e alle vicende legate al bilancio, sarà quella di riportare il turismo nei territori. Quindi ogni territorio dovrà, attraverso un sistema di DMO locali, ma pubbliche, cioè coordinate dall'assessorato regionale del turismo, creare dei propri prodotti che saranno necessariamente differenziati, coordinati, perché certo non vogliamo che nelle fiere si vada col marchio Oristano piuttosto che col marchio Gallura, ma ciascun territorio avrà dei prodotti specifici e andranno posizionati con azioni di marketing mirate per quegli specifici prodotti. Oristano ha tantissimo dal punto di vista culturale, delle tradizioni, degli eventi, tra i più importanti di quelli che si svolgono in Sardegna. Si è speso tantissimo anche, devo dire, da parte dell'assessorato al turismo negli ultimi anni nel promuovere questi luoghi, questi attrattori. Pensiamo a quanto si è fatto sulla Fondazione Montiprama, anche finanziando la partecipazione all'estero e rendendola come immagine importante, ma credo che debbano essere gli operatori di Oristano, le strutture della provincia di Oristano a identificare prodotto, target e modalità di promozione e di commercializzazione. Tutti i modelli che imposti dall'alto, che sia la regione o che sia il ministero, sono destinati a fallire. Ci deve essere la consapevolezza sul posto delle risorse ambientali, culturali, religiose, tradizionali, storiche, archeologiche, umane, professionalità che si hanno, oltre naturalmente al marino balneare che è presente, per creare un'offerta che sia un'offerta importante. Ora, anche dal punto di vista nautico, secondo me, molto si può fare, nel senso che per esempio quello che manca è una portualità efficace, tranne qualche raro esempio a Bosa, dove i porti qui sono più o meno parcheggi di barche e non luoghi di attrazione di turisti nautici, che è uno dei target più importanti e che sta dando grosse soddisfazioni al resto della Sardegna.